Buon pomeriggio dal comunale di Castello di Godego, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova e da parte di Vincenzo Russo in cabina di regia. Buon pomeriggio, vi dicevo, per quello che è il campionato di eccellenza. Gottin, Pilotto Barbieri, Bedin, Donà Sciucolli, Pilotto, Gibril e Parolin. Questo l'11 e queste le riserve, per così dire, in panchina da ambo le formazioni. Partita che sta per iniziare agli ordini del signor Saad Toui di Vicenza, coadiuvato dal primo assistente Matteo Gasparotto di Schio e dal secondo assistente Marco Bravo di Portogruaro. C'è già un risultato per quanto riguarda la nona giornata di ritorno. Nell'anticipo di ieri pomeriggio a Caorle il Vittorio Veneto ha vinto 4-2 contro il Caorle, portandosi a punti in classifica 33, mentre il Città di Caorle rimane all'ultimo posto in classifica con 12 punti. E allora è tutto pronto, ultimi controlli da parte dell'arbitro e poi si potrà dare il via a questa gara che, come abbiamo detto in apertura di collegamento, è sicuramente la partitissima della giornata, la partitissima di questa nona giornata di ritorno. La formazione di Mauro Conte deve ribadire la sua leadership in testa alla classifica. Il San Donà di Piave è deciso a provare naturalmente a rompere le uova nel paniere alla compagine di casa. E allora andiamo subito a vedere che maglia completamente blu per quanto riguarda la Godigese, classica maglia del San Donà con i ricordi appunto all'Argentina, ed è una celeste, un bianco celeste, quindi partita la gara con il signor Taui di Vicenza che ha fischiato e ha dato il via alle ostilità, tra virgolette. E allora andiamo a seguire subito la prima palla che viene manovrata dalla formazione di casa sulla fascia sinistra del campo. Il pallone gettato ancora sempre sulla direttiva del numero 7 Favero, anticipato, prova a ripartire il San Donà ma viene fermato. Fortunato in mezzo al campo prova subito a dettare la sua manovra. Altrettanto bello è stato questo tentativo di girare il campo, per così dire, da parte di Eudab. Nulla di fatto, palla che termina fuori. E allora si muovono già le panchine delle due formazioni, con Mauro Conte in piedi davanti alla propria panchina e anche il secondo di Bisiol davanti alla panchina a cercare di dare le indicazioni giuste per i suoi ragazzi. Strappa palla e la Godigese che viene in avanti con il numero 8 Miniati, che mette dentro questa palla interessante, va per terre ma l'arbitro dice che non c'è nulla e infatti non protesta nessuno. C'è Fortunato che va a redarguire verbalmente il numero 9 Pozzebon, perché si è lasciato andare a detta di Fortunato e a detta anche dell'arbitro. Adesso è ancora Fortunato lì vicino, non gli è piaciuto sicuramente a Fortunato questo atteggiamento di Pozzebon, che, lo ricordiamo, è molto interessante a livello di numero 9 perché si è già messo in luce, ha già segnato diversi gol ed è chiaramente una delle pedine fondamentali di questa Godigese. Palla ancora controllata dalla formazione di casa con il numero 2 che prova a manovrare Dell'Andrea, che va a pescare sulla fascia destra del campo. Il tentativo di andare sul proprio numero 10 non riesce. Eudab anticipato dal difensore del San Donà di Piave, che allontana la palla in tribuna e ben oltre, e quindi arriva a sostegno anche Riccardo Baggio, che mette palla in mezzo per Miniati. Il colpo di testa, nulla di fatto, Fortunato la mette fuori. Allora può giocarla ancora la formazione di San Donà con Berardi che manovra sulla sua metà campo, torna indietro, è costretto a tornare indietro il San Donà, lo fa andando su Di Sopra, Ettore Di Sopra, classe 2004, uno dei tanti giovani della formazione di Alessandro Bisiol, schierata anche in questa gara e anche in questa partita, soprattutto per quanto riguarda questo campionato di serie eccellenza, di categoria appunto eccellenza, che sta riscuotendo molti favori, soprattutto perché molto incerto ancora e quindi nulla è ancora deciso, nonostante la Godigese che cerchi e provi a staccare davanti con alcuni punti di vantaggio. Palla ancora di Fortunato che andava a cercare Apska, non riuscito il collegamento, e allora ci prova, si ribalta tutto dalla parte opposta con Garbuio che viene anticipato dal suo diretto avversario, che lascia scivolare la palla sul fondo del campo. Riprenderà con una rimessa in gioco
di Noè, che fa viaggiare il suo compagno di linea, o meglio compagno di difesa in questo caso, con palla lunga di Apčka che va a pescare, stava per andare a pescare il suo compagno lì davanti sulla fascia destra del campo. In mezzo a due prova e riesce a tenere palla Soncin, Alex Soncin, altro giocatore classe 95 di grande esperienza nella formazione appunto di Bisiol, una formazione che fa un mix di persone e di giocatori che hanno, attenzione all'anticipo netto e se ne va fuori nella ripartenza la formazione di casa, la Godigese che viene in avanti, prova a girare tutto dalla parte opposta, l'intenzione c'era, era buona, però non arriva a compimento e allora può cercare di allungare e di allontanare la paura del San Donà. Mette palla in fallo laterale e c'è Baggio con il pallone tra le mani, prova a giocarlo, vuole un uomo vicino a sé, non trova nessuno per il momento, si fanno vedere in parecchi, poi gli ritornano la palla e allora Baggio va dalla parte opposta, sempre in orizzontale, cercando di trovare Pellizzer che prova a spingere, anche Pellizzer ha tentato di far viaggiare sulla sua fascia Favero, anticipato nettamente dal difensore, anzi in questo caso era da Mazzon, Francesco Mazzon in azione di difesa sul proprio avversario. Si gira bene, palla che termina in fallo laterali e allora guadagna alcuni metri la Godigese. Risultato sempre di 0-0, lo ricordiamo, partita che riveste, come dicevamo in presentazione, grande importanza per le due squadre, per le due formazioni. Vediamo che cosa nascerà da questo primo tempo, intanto che vede una formazione di casa prendere coscienza e prendere naturalmente campo, mentre il San Donà di Piave lo ha fatto già vedere in precedenza, prova la ripartenza che è quella manovra che gli è più congeniale in alcuni casi, soprattutto con i lanci ficcanti in profondità di Jacopo Fortunato. Palla messa dentro, colpo di testa anticipato Baggio, palla che ritorna nel mezzo, palla che però se ne va, non riesce a tenerla in campo e allora nulla di fatto per quanto riguarda la formazione di casa che deve riprendere a giocare con il San Donà, che prova a rigiocare questa palla dal basso per portarsi in avanti. Il lancio lungo, ancora il tentativo di andare avanti è Fortunato, due volte il giocatore, era Soncin, che prima di piede e poi di testa riesce a far prolungare l'azione dei suoi, e adesso c'è Fortunato, il capitano, che va in marcatura sul numero 10 Oudab, che non riesce a girarsi, deve andare indietro e allora ancora in avanti la palla buttata, c'è il primo fallo, secondo per la precisione. Scappa un po' di scintille tra due giocatori in mezzo al campo, tra Pinton e il numero 4 dalla parte opposta Granzotto, nulla di fatto, nessun problema. C'è il numero 11 Crivaro, c'è il numero 11, scusatemi, Garbuio a terra, che si rialza fortunatamente e allora può giocarla il San Donà, può cercare il lancio lungo, vediamo se andrà a pescare a destra o a sinistra oppure se proverà a giocarla ancora di ripartenza. Va sulla sinistra, mette bene questa palla e allora la mette giù, prova altrettanto bene il numero 7 a metterla in mezzo, non ci riesce perché c'è il contrasto del diretto avversario e Favero lascia lì la palla perché sul pallone arriva Pellizzer, Alex Pellizzer, giocatore appunto della formazione di casa, che prova la rimessa in gioco, vediamo se la farà lunga come mi pare di sua consuetudine, e in effetti è così, lancio lungo che arriva quasi in mezzo all'area e ancora il doppio salto sul tentativo di Baggio di andare a colpire di testa, viene intercettato dalla difesa, dalla coppia centrale appunto della formazione del San Donà. Poi c'è stato questo tiro improvviso dai 25 metri che è sorvolato sopra la traversa del portiere. Attenzione alla ripartenza, come vi dicevo si è alzata la bandierina del signor Bravo di Portogruaro,
che segnala appunto la posizione di offside del giocatore del San Donà. Però attenzione, perché questo è il San Donà, ripartenze molto pericolose e soprattutto prima si gioca in difesa, prima si esce bene dalla difesa e poi, affidato a Fortunato oppure al numero 10 Scroccaro, i lanci lunghi per la ripartenza possibile. Ancora in avanti la formazione di San Donà, Granzotto che va a pescare molto bene Soncin, anticipato, c'è l'ultimo tocco è di Soncin, quindi nulla di fatto, riprende con le mani la formazione di casa Godigese che prova a tenere il ritmo e prova a tenere naturalmente il possesso di palla. Ci ha provato il San Donà pochi istanti fa e ci sta provando tuttora ad uscire dal guscio da dove l'hanno costretto a stare quelli della Godigese. Vedremo, perché ha preso leggermente campo il San Donà e quindi vedremo quello che potrà nascere da queste azioni e soprattutto attenzione alle punizioni di Fortunato, perché è uno specialista e quindi chiama lo schema, alza le due braccia, esce dalla panchina anche il secondo di Bisiol per dare qualche indicazione ai suoi. Ha voluto spostare Scroccaro proprio vicino a Fortunato, ma penso che il tocco, avviene il tocco, però bisogna aspettare il fischio dell'arbitro, quindi ferma tutto. Scroccaro diciamo che blocca lì sul nascere il tentativo di provare questa punizione. Ci prova Fortunato mettendo palla dentro, è un bellissimo lancio su cui altrettanto bene esce Bisetto, Riccardo Bisetto, il portiere di casa, in buona presa plastica, fa suo il pallone e permette a Baggio di venire in avanti, lancia lungo a metà campo, buona la palla controllata da Garbuio che va indietro ancora sul numero 4 che è Pinton, che muove dalla parte opposta ancora il suo avanti con il numero 7 Favero, mette dentro questa palla Favero molto bene. È una bella partita per il momento, perché viva da ambo le parti, quindi abbiamo già visto che nessuna delle due ci sta a farsi chiudere e allora ci provano da una parte e dall'altra con ripartenze anche adesso tentate dalla Godigese. Prova a girarsi Oudabi, ci prova ma non riesce perché è marcato molto bene dalla parte opposta. Miniati cercava di mettere dentro altrettanto bene l'anticipo con Baggio che si rifugia indietro molto bene da Bisetto. Palla sul terzino e la sventagliata in avanti per due uomini della Godigese, un uomo del San Donà di Piave che subisce il fallo in attacco da parte del giocatore della Godigese e allora si potrà riprendere con una punizione che il signor Taui di Vicenza dà alla formazione di casa. Alla formazione del San Donà, scusate. Indietro ancora con prima Fortunato, poi Granzotto e Noè che esce dai pali, lancia lungo in avanti per trovare il suo uomo, invece trova la difesa della Godigese. Qui è stato furbo Fortunato, perché si era appeso al suo uomo e l'arbitro non si è E questo è un fallo intimidatorio, perché il numero 3 Pasian è entrato veramente a gamba a martello. Qui ci stava anche l'ammonizione secondo me, però l'arbitro non è del mio stesso avviso e ha lasciato correre. Giudichiamolo come primo fallo di Pasian, però molto molto brutto e molto pericoloso tra l'altro. Quindi Baggio adesso sulla palla cerca un compagno libero, dà qualche indicazione, poi va sulla fascia destra del campo a provare e a trovare ancora il compagno, prima Oudab che va per le terre sul passaggio dell'Andrea. Ecco che Fortunato comincia naturalmente a fare il capitano vero e proprio, su ogni fallo va a discutere, va a parlare con l'arbitro per chiaramente tenerselo buono prima di tutto e poi rallentare ulteriormente il gioco. C'è Miniati e c'è Oudab sul pallone
Vediamo che cosa nasce anche da questa punizione intorno ai 25 metri. Miniati che si ferma, poi il pallone viene messo dentro dal numero 4 Pinton, palla controllata da Noè che poi lancia lungo per Soncin che va a schiantarsi. E in effetti sono d'accordo con l'arbitro, cioè non c'è assolutamente fallo perché è andato proprio Soncin a trovare il contatto con l'uomo della Godigese, quindi nessun fallo, giusto così. L'arbitro per il momento è pienamente in partita, lascia giocare, ha fatto capire quali saranno i falli che fischierà, ha fatto capire che possono giocare, però attenzione a come ci si comporta, attenzione a Baggio che è un po' in difficoltà su questo pallone, deve lanciarlo lungo subito, in effetti fa così, viene a controllare ancora il giocatore della Godigese, deve andare in mezzo per Miniati che prova a verticalizzare, viene fermato ancora dalla difesa della Godigese che spinge ancora in avanti. È buona anche questa palla un pochino troppo lunga da parte di Dell'Andrea per Favero che allora dall'altra parte prova a mettersi in proprio, uomo contro uomo, tutto dalla parte opposta, mette dentro, Fortunato invece la sventaglia fuori e allora c'è Baggio a far guardia sulla propria metà campo, palla lanciata in avanti, adesso non so se sia anche il vento che possa un po', no, però non mi pare che sia granché insistente almeno in campo, quindi palla sbagliata da parte del rinvio del giocatore del Sandonà, però Sandonà attenzione con questi tocchi e con questo tacco, in questo caso un po' velleitario, voleva anche il tocco, l'ultimo tocco di un giocatore che non c'è stato e allora va con le mani a giocarla la compagine di casa. Può giocarla con le mani, prova a manovrare ancora, si gira Pozzebon, la tiene lì incollata al piede, guadagna una rimessa in gioco, guadagna un fallo laterale, quindi si può giocare ancora con la formazione della Godigese che prova a manovrare, sa ancora con le mani per trovare un compagno libero che non arriva adesso il numero 10 Oudab che prova a giocarla per Favero, si incunea, trova un muro di giocatori del Sandona di Piave, nulla di fatto, esce bene invece il numero 7 Mazzon che prova ad uscire, sbaglia il passaggio e allora ancora lì la Godigese che ha stretto d'assedio, adesso sì possiamo dirlo, ha stretto d'assedio la formazione del Sandona di Piave che prova a ripartire ogni tanto con delle ripartenze, adesso si arrabbia il giocatore della Godigese ma in effetti c'era il fallo, si è appoggiato dietro, è stata anche la furbizia del difensore che si è lasciato andare giù, come ha sentito che il giocatore della Godigese spingeva per trovare l'appoggio, si è lasciato andare e allora manovra ancora il Sandonà che trova difficoltà nella ripartenza. Vedete come la formazione di Mauro Conte riesca ad imbrigliare il gioco con Baggio adesso che si fa imbrigliare nel gioco della formazione del Sandona di Piave, guadagna una punizione e allora ed è il solito Jacopo Fortunato, palla per lui, non vuole nessuno vicino, numero 10 è Scroccaro che si sta allacciando le scarpine e allora Fortunato dà un'occhiata in mezzo, alza il solito schema, alza le due braccia chiamando appunto lo schema con Fortunato che è lì sul pallone, vediamo se sceglie come prima con Scroccaro, il tocco di Scroccaro e poi la palla messa da lui, no, sceglie di metterla dentro direttamente in area, un groviglio di uomini, mette dentro il pallone, è molto bello e c'è il colpo di testa a mettere fuori, poi il tiro al volo del numero 11 del numero 11 sì, no era Crivaro, scusate, era Crivaro che è andato al tiro di prima intenzione, palla che però prende una brutta piega e se ne va fuori abbondantemente a lato. Ancora la Godigese che spinge, prova ad uscire, il fallo di mani, l'arbitro lascia correre giustamente, si può giocare con Dell'Andrea, indietro il pallone ancora per Garbuglio, Jacopo Fortunato che mette in fallo laterale il pallone, blocca sul nascere, quindi il tentativo di ripartenza da parte della formazione di casa con Baggio. Miniati chiama palla ma non la riceve, Baggio si ferma, va ancora a trovare
Garbuio, palla che viene messa fuori e la controlla ancora il giocatore con la maglia numero 6, ovvero attenzione, Miniati che prova a far viaggiare i suoi, non passa il pallone di Pozzebon e allora può rimbastire un tentativo di giocata in avanti. Va per le terre ancora una volta Crivaro, si arrabbia con lui il numero 5 di casa Rizzi, non è d'accordo su questa scena fatta da Crivaro e quindi vediamo che i due sono guardati un pochino male, quindi comunque prova a manovrare dalla parte opposta sulla fascia sinistra del campo la formazione di casa, palla che termina fuori, nulla di fatto, sempre sullo 0-0 il risultato qui al Comunale di Castello di Godego. Andiamo a vedere anche il tempo naturalmente al nostro cronometro, non è partito. Minuto. Il 19° minuto di gioco qui al Comunale di Castello di Godego, 0-0 il risultato quando siamo intorno al 20°. Abbiamo potuto vedere 20 minuti piuttosto veloci, piuttosto interessanti, fatti di ripartenze da una parte all'altra del campo e soprattutto con un predominio forse territoriale del Godigese, però sempre con massima attenzione bisogna affrontare questo Sandonà. Soncin cerca di manovrare, riesce in qualche maniera a cedere palla al suo compagno di squadra, poi la palla viene persa ma viene riconquistata all'altezza della metà campo, palla sprecata da parte di Sopra che butta via questo pallone, lo getta lungo per trovare un suo compagno, così non è, e allora palla che viene rigiocata da Riccardo Bisetto, il portiere classe 2005 del Godigese, con Baggio che dà qualche indicazione al suo portiere dove mettere il pallone. Palla lunga oltre la metà campo, il tentativo di colpo di testa alla meglio ancora Soncin, poi lascia correre questo pallone. Sono abbastanza fortunati nelle ribattute, perché anche in questo caso Crivaro, come in precedenza, aveva riguadagnato il pallone. Dell'Andrea che sbaglia il passaggio in mezzo al campo, aveva cercato il numero 11 Garbuio, non l'ha trovato, è stato anticipato dal suo diretto avversario e allora si può giocare ancora con il Sandonà che mette a terra palla e indovinate chi c'è sul pallone, ma c'è lui sempre, Fortunato, e quindi Fortunato che prova a dare un'occhiata davanti, poi va in orizzontale a trovare il suo compagno di squadra che è Pasian indietro per il numero, prima per il numero 10 Scroccaro e poi per ancora Pasian che va da Noè. Fortunato che smista molto bene destra e sinistra, palla che viene in avanti, toccata leggermente da un giocatore della Godigese, quindi nulla di fatto, voleva il fallo Fortunato, così non era, adesso invece c'è il fallo da parte della formazione della Godigese, fallo in attacco ancora fischiato e allora c'è la punizione per la formazione ospite con la coppia Apčka Fortunato che manovra sulla linea mediana del campo, va a trovare il giocatore sulla fascia destra del campo, va a colpire sul volto, sul collo a Abdu, quindi palla che viene messa lunga, esce ed è costretto a prenderla con le mani Bisetto, chiamato su questo lancio lungo che stava andando verso la fine del campo, in questo caso stava andando in fallo di fondo. Buono il pressing di Berardi lì davanti che mette un po' di pressione ai giocatori della Godigese. Palla indietro, colpo di testa che forse non voleva andare da quelle parti, prova a rinviare lungo e allora, visto che non ci sono spazi, torna indietro su Noè, ma Noè riparte da lì, riparte da Apčka che
mette a terra il pallone, guarda i suoi e poi verticalizza. Buona l'azione, 3 passaggi oltre la metà campo, tutto bene, torna indietro però ancora su Apska, non ci sono spazi, la Godigese chiude molto bene in questo primo tempo giocato qui al Comunale di Castello di Godego, ancora con il risultato fermo sullo 0-0. Buona l'uscita di Baggio che pesca Miniati che va in mezzo per il Garbuio che cerca di girarsi, Garbuio ancora su il numero 2 dell'Andrea, mette dentro un pallone toccato, poi attenzione, va al tiro, ha tentato di andare al tiro il numero 4 Pinton, non se l'è sentita, era un po' troppo fuori dalla sua portata e allora ha provato a girare, però la palla poi si è perduta perché il lancio è andato a finire proprio sul fondo del campo. Nulla di fatto, con Fortunato ancora ad impostare dal basso al minuto 24 per quanto riguarda le due squadre che sono ferme sullo 0-0 qui al Comunale di Castello di Godego. Miniati che si fa anticipare da Tergo nettamente, poi attende il fischio Rizzi e fa bene perché c'era il fallo su di lui. Oudab che decide di mettersi in proprio, punta l'uomo, va dentro in area, attenzione adesso con Dell'Andrea che viene anticipato e messo in calcio d'angolo il pallone e si batterà il calcio d'angolo dalla bandierina dove ci va direttamente Miniati. Vicino a Miniati c'è il numero 4 di casa, ovvero Pinton, e allora vediamo se giocheranno i due o se si sceglierà una battuta corta oppure una battuta lunga. C'è tutto in mezzo, anche le torri, a cominciare da Baggio che è lì pronto, marcato da Soncin in mezzo all'area di rigore. Pinton se ne va e allora Miniati la mette dentro, era bello anche questo traversone, palla che ritorna ancora da Miniati, tutto solo sulla destra, può con calma scegliere il momento giusto e allora la palla arriva a Rizzi, non ci riesce a trovare un tiro, peccato perché palla che non riesce a prendere la via di Noè. In questo caso è il portiere appunto del San Donà di Piave, palla che viene toccata soltanto, nulla di fatto ancora dalla bandierina la coppia precedente. Vediamo se batte ancora Miniati oppure Oudab, no, questa volta finta, Oudab la mette dentro sul primo palo ma è brutta e allora può ripartire il San Donà di Piave, con Berardi che va a cercare il fallo, lo trova Andrea Berardi, 2000. Fortunato che sceglie di andare vicino a sé con il passaggio, attenzione Soncin di tacco per Fortunato, dovrebbe cambiare da questa parte, non se la sente e allora va indietro su Apska per il suo terzino, ancora l'appoggio, Apska, giocano i due, palla che adesso viene sventagliata in avanti cercando il numero 9 Berardi che scuote la testa, non arriva il pallone e allora nulla di fatto, può ripartire la Godigese ancora con prima dell'Andrea e poi Oudab che si fermano però lì sulla linea mediana del campo, nulla di fatto, si parlano i due perché c'è stato lo sbaglio del passaggio, si era un po' intestardito anche dell'Andrea con voler andare da solo, però Oudab, palla che non è arrivata, nulla di fatto. Baggio con le mani per trovare Pozzebon, non lo trova e allora ancora si gira, Garbuio va per le terre ed è fallo commesso da Granzotto, richiamato dall'arbitro ancora verbalmente, arbitro che non ha estratto cartellini mi pare, no? Quindi sta tenendo in mano la partita senza l'ausilio per il momento di cartellini gialli, quindi ha lasciato giocare, ha fatto capire cosa e come possono giocare, possono così fare i giocatori in campo
sbagliato questo pallone di Baggio, se ne occupa Fortunato, poi Soncin sbaglia anche lui e allora può ripartire dell'Andrea da solo, poi verticalizza su Oudab, gli ridà la palla, no, la tiene e allora invita adesso, ma non c'è la giusta concentrazione da parte dell'Andrea, che non si aspettava questo passaggio, e allora nulla di fatto, palla che va in fallo laterale, quindi si rimette in gioco con le mani da parte del Sandonà, lungo per la testa di Baggio che la rimette dentro, si sposta, guadagna posto Fortunato. Adesso c'è il tentativo di uscita di anticipo da parte di Apčka, ma c'è la pedata non volontaria del giocatore della Godigese, che chiede scusa. Non l'ha fatto chiaramente apposta, perché non poteva vedere l'arrivo in anticipo di Apčka da Tergo. Pozzebon ha alzato la gamba e il piede mi pare che abbia colpito. Adesso il solito Fortunato che sta dialogando con l'arbitro, adesso gli sta dicendo chiaramente ma c'è il fallo perché ha tirato sulla gamba, però è il mestiere di Fortunato, il mestiere di Fortunato, perché effettivamente forse il taglio c'è, quindi per Apčka, che è costretto per il momento ad uscire dal campo, tampone per bloccare il sangue dal naso. Il colpo c'è stato sicuramente, poi come abbiamo visto insomma ha fatto bene l'arbitro a lasciar correre anche in questo caso, perché sicuramente Pozzebon da Tergo non poteva vedere che arrivava l'anticipo del suo avversario. Può rientrare, vediamo, attenzione, il colpo di testa tentato, poi c'è stato un tentativo di allungo palla che stava complicando la vita al giocatore. Può entrare. Si sono arrabbiati un po' quelli del Sandonà, perché non hanno fatto rientrare, e chiaramente però essendoci del sangue deve andare a vedere se continua il sangue oppure no. Questo è il regolamento, signori miei, quindi è inutile arrabbiarsi da quel punto di vista. Quindi ha fatto bene ancora una volta l'arbitro, che è andato a controllare. Adesso è rientrato il giocatore del Sandonà e quindi si può giocare tranquillamente. Fortunato, palla tra i piedi, sempre lui. Posizione in area, 5 uomini in maglia bianco-celeste. Esce Bisetto, bravissimo, perde palla però, attenzione. Può venire in avanti ancora la formazione di casa, cerca di riuscire con Garbuglio a prendere palla, fermato sul nascere l'azione, fuori gioco, e c'era fuori gioco. Pubblico che rumoreggia, però ci stava tutto. Andiamo a vedere a che minuto siamo. 31esimo minuto di gioco, quindi passato da un minuto la mezz'ora. Si prova a giocare, esce anche il sole a riscaldare questa giornata. Colpo di testa ancora in avanti con Miniati che spezza tutto. Pallone giocato, questi falli ormai non li fischiano più gli arbitri, queste spinte vengono lasciate lì. Arriva Noè, fa su la palla a terra. Portiere di grande esperienza Enrico Noè, nonostante un'età, insomma, è un 94, però ha militato in diverse formazioni. A Sandonà sta giocando molto bene. In estate avrebbe potuto passare in altre formazioni, però da quello che ci risulta il suo lavoro non gli ha permesso di allontanarsi molto appunto da casa. Pallone messo in fallo laterale da parte del Sandonà. Si riprenderà a giocare con la rimessa in gioco della Godigese.
Palla con le mani, arriva Garbuio, tutto dalla parte opposta per Baggio che prova ad inventare qualcosa. Mignati che verticalizza, ma la palla va fuori, non ce la fa. Ritorniamo. La palla che viene gettata è Fortunato. Palla persa ancora dal Godigese. Attenzione, va sul fondo, va al tiro. Calcio d'angolo. È Granzotto. Ah, non è calcio d'angolo. Quindi con la rimessa in gioco con le mani. Palla che viene allontanata. Arriva Noè che ha lasciato la porta per rilanciare in avanti, ma è brutto il tiro. Rischioso anche. Godigese ancora manovra a metà campo. Fortunato e aveva rallentato Garbuio perché c'era Dell'Andrea che si era proposto sulla fascia. Garbuio non ha alzato la testa, non ha fatto a tempo e ha perso palla a metà campo. Peccato perché poteva essere una bella azione. Fortunato che prova a mettere dentro, palla che scivola fuori, c'è il fallo. L'arbitro spezza un po' il gioco proprio per evitare questi falli. Bisetto. Fortunato di testa in anticipo. Soncin e poi ancora Fortunato indietro, guadagna il fallo. Ecco, vedete quando vi dicevo prima dei dialoghi di Fortunato in campo, perché poi nonostante tutto non dico che puoi comprarti l'arbitro, per carità, però l'arbitro poi ha sempre un trattamento di favore. Se non rompi in campo, per così dire, più di tanto, poi ti agevolano. In avanti il Sannonà ancora, buono l'anticipo di Rizzi, bravo ulteriormente. E adesso ci prova Baggio a dialogare con l'arbitro. Rizzi sul pallone. Ancora Rizzi che non trova nessuno, si avvicina a Mignati ed lo serve. Torna la palla, va dalla parte opposta, va sulla fascia sinistra del campo. Sempre sulla fascia sinistra, anticipati. Buono per questo tentativo di mettere palla in avanti per Crivaro. Attenzione a Crivaro. Crivaro trova lo spiraglio giusto
Crivaro ha visto lo spiraglio di porta giusto e ha beffato Bisetto. Crivaro, è suo il gol che porta in vantaggio il Sannona di Piave. Vi ho detto, squadra ostica, squadra rognosa, perché squadra che si difende e poi le ripartenze ti lascia fermo, non c'è nulla da fare, ha degli uomini che sono lì proprio per questo. Crivaro, come ha visto lo spiraglio di porta, ci ha provato, non ha avuto dubbi. Adesso la Godigese deve rispondere subito. Mauro Conte, mani conserte, sta pensando un attimino a cosa suggerire ai suoi, chiaramente. È un colpo che arriva intorno al 35esimo minuto più o meno, quindi intorno alla mezz'ora, superata da poco. Oudab per Dell'Andrea che prova ad andarsene, ma c'è la deviazione del difensore del Sannona. Baggio con le mani per provare a far viaggiare i suoi, è costretto ad andare indietro da parte di Rizzi e dalla parte di Rizzi per giocarla in orizzontale. È chiaro che sei colpito, perché vedete anche questi sbagli sono per un po' di frustrazione che è arrivata dopo il gol di Crivaro, per il fatto che forse effettivamente la partita stava bene sul pareggio, nulla da dire. È stata una partita bella da ambo le parti fino a questo momento. L'ha risolta per il momento, l'ha risolta Crivaro con uno splendido gol dai 25-28 metri. Miniati ancora che manovra, viene in avanti la Godigese, attenzione, corre sulla fascia, lo deve servire adesso, ma è un po' troppo tardi perché arriva l'anticipo. E allora Soncin che viaggia, vedete, ad occhi chiusi, quando sanno che lì davanti c'è sempre qualcuno, quindi o Soncin o Fortunato vanno a pescare Crivaro o Scroccaro, quasi sempre ad occhi chiusi, sanno che ci sono, e quindi il tentativo di viaggiare, di mettere in difficoltà è vero, ed è questa la forza fino a questo momento del campionato del Sannona. Godigese che però ha tutto il tempo e naturalmente le possibilità per recuperare il risultato. Cerca di lasciare andare il pallone in fallo di fondo, poi l'arbitro vede un fallo da parte del giocatore di casa, fischia e offre palla a Noè, che con molta calma prova a lanciare lungo il pallone. Lancio lungo in avanti di Noè oltre la metà campo. Berardi cercava di spizzare dietro, non ci riesce, la palla gli resta lì, poi guadagna un fallo per la compagine ospite. Arriva Fortunato che rallenta ulteriormente il gioco, fa sistemare tutti i suoi con tutta la calma immaginabile e possibile. C'è il tentativo poi di pescare il numero 3, ovvero Pasian, che arrivava dalle retrovie, palla che non riesce. C'è il calcio d'angolo, sì, c'è il calcio d'angolo guadagnato dalla formazione di Mister Bisiol. Calcio d'angolo al minuto 41 e 55, quindi quasi al 42esimo minuto di gioco. Va Fortunato, strano, ancora palla che mette lì. Fortunato, gli viene ridata la palla, mette dentro questo pallone, è troppo lungo, andava a cercare il secondo palo, nulla di fatto, e allora sempre 1-0 per la formazione del Sannona. Baggio che sventaglia lungo, Oudab che se ne va per Dell'Andrea sul fondo, non c'è nessuno in mezzo, deve aspettare però, e allora Dell'Andrea ritorna indietro. Oudab che è un po' fermo lì, adesso prova a mettersi in proprio, va da solo, prova a vedere lo spiraglio di porta, non lo inquadra, e allora ancora Oudab che si fa da sponda, va ancora da Dell'Andrea che poi non tiene il pallone, palla che termina fuori.
palla che termina in fallo laterale. Nulla di fatto per la formazione di casa, nemmeno con questa spinta in avanti ha alzato nuovamente il baricentro la formazione di Mauro Conte. Con le mani Baggio che va ad anticipare di testa nettamente il suo diretto avversario, e allora Oudab da solo, ancora da solo ci prova, c'ha Dell'Andrea vicino, non gli dà palla che viene messa in fallo laterale. La tocca Baggio. Rumoreggia un po' il pubblico su questo fallo, ma è un po' l'atteggiamento del Sandonà che indispettisce il pubblico di casa. Viene in avanti ancora la formazione di Bisiol. Baggio che riparte, siamo quasi allo scadere, 45esimo, e immagino che Mauro Conte attende con ansia l'intervallo, perché dovrà un po' catechizzare i suoi per rientrare e cercare di rimettere in pista la partita. Oudab, Dell'Andrea punta l'uomo, va sul fondo, la mette dentro molto bene. Fortunato la tocca di tacco, Fortunato poi la rinvia. Lotta con Baggio. Crivaro è un clientino particolare. Con le mani il Sandonà. E allora c'è l'arbitro che con il duplice fischio manda tutti negli spogliatoi dopo 45 minuti di gioco. Ci si ferma qui con il vantaggio del Sandonà per 1-0 per il momento, quindi partita complicata per la compagine di casa, e allora vedremo che cosa succederà nel secondo tempo, nella seconda frazione di gioco. Linea allo studio.
Siete ricollegati con il comunale di Castello di Godego, dove ci apprestiamo a seguire il secondo tempo tra Godigese e San Donà. Risultato di 1-0 per la formazione del San Donà di Piave, che ha colpito con Crivaro intorno al 20° minuto di gioco più o meno, portando in vantaggio la sua squadra. Squadre che sono già più o meno rientrate negli spogliatoi, abbiamo visto rientrate dagli spogliatoi, abbiamo visto Mauro Conte rientrare prima della squadra, quindi probabilmente c'era poco da dire, insomma, anche all'11 che aveva giocato e ai giocatori, perché chiaramente adesso c'è da rimettere in piedi questa partita e vi ripeto, lui è entrato in campo un attimo prima della squadra, un po' prima della squadra, quindi vuol dire che ha lasciato, insomma, i ragazzi a pensarci all'interno dello spogliatoio della Godigese. Vediamo che cosa è nato e che cosa è sortito da questo atteggiamento. Poi magari glielo chiederemo in fase di domande finali sull'esito della partita. Sta per partire la seconda frazione di gioco, risultato di 1-0 per la formazione del San Donà, e allora andiamo a seguire anche questa seconda parte di gioco sempre su streamingsport.it. Buon ascolto e buona visione a tutti coloro che sono con noi collegati in diretta, e allora ci apprestiamo a vivere, vediamo se l'arbitro ci apprestiamo a vivere questa seconda frazione di gioco. L'arbitro è pronto, sta mostrando l'orologio, il cronometro, e adesso arriva il fischio e facciamo partire finalmente anche il mio cronometro, che prima si era bloccato. Riparte subito in avanti il San Donà, e allora vediamo che cosa nasce. Subito c'è il primo colpo, c'è due uomini a terra, l'arbitro non si è accorto, si accorge adesso perché i due si sono incocciati con la testa, nuca da una parte, c'è un taglio sicuramente perché l'arbitro chiama immediati i sanitari del San Donà. Vediamo se anche il numero 3 Pellizzer è stato colpito, ma lo vedo decisamente meglio, è piegato su se stesso. Ha preso una botta sulla testa, sta spiegando a Fortunato che è andato a chiedere qual era la sua situazione, mentre dalla parte del San Donà invece mi pare Acqua che è il numero 8, quindi è proprio Soncin, di cui parlavamo poco fa, che fortunatamente mi pare che non abbia nessun problema, quindi colpo alla testa, colpo alla nuca in questo caso per Soncin, che colpiva da tergo. E allora Fortunato che mette dentro questo pallone, scavalca tutto, attenzione al tiro di seconda, c'è il fischio dell'arbitro che è arrivato un istante prima di questo missile che ha fatto partire il giocatore del San Donà. Per fortuna della formazione di Mauro Conte c'era stato il fallo, visto la posizione vista pensiamo di un giocatore appunto della formazione, che ha fatto sì che arrivasse il fischio proprio un istante prima del grande tiro, che tra l'altro si era insaccato, un bellissimo gol, sarebbe stato veramente il gol della domenica per il numero 2, mi pare, di sopra, se non erro. E quindi è andata bene, diciamo così, per quanto riguarda la compagine di casa, che adesso prova a ordinare le idee nuovamente con il portiere Bisetto pronto al rinvio lungo. 2 minuti di gioco e ancora siamo fermi sull'1-0, chiaramente derivato dal gol di Crivaro nel primo tempo. Prende posizione ancora Soncin, che prova ad entrare in gioco, perché nel primo tempo non si è visto granché. Soncin non ha influito più di tanto nella manovra del San Donà, ha giocato più che altro, diciamo, in fase difensiva, ha provato a dare sostanza al reparto difensivo e c'è in ogni caso riuscito, perché non ha subito gol la formazione del San Donà. Eccolo Soncin che va a riprendersi palla, poi la riperde con Oudab che si mette in moto da solo, prova a pescare e ci riesce il numero 7 di casa Favero, che non riesce a liberarsi della sua marcatura, e quindi nulla di fatto con ancora la formazione
della Godigese che prova a spingere con Alex Pellizzer con le mani. Oudab cerca di girarsi, ci riesce, prova da solo, taglia tutto il campo dalla parte opposta, però non c'è nessuno e allora in avanti ancora la verticalizzazione del numero 2 che era di sopra, nulla di fatto, però è, come vi dicevo in precedenza, questa la caratteristica del Sandona di Piave: prende palla e punta alla verticalizzazione quasi immediata con Fortunato e con Soncin in questo caso. Può provare a giocare, ha ancora un pallone giocato male da Pinton che lo sventaglia in alto e allora può ripartire la formazione. Ancora un colpo di testa, attenzione, ancora a terra, è Berardi questa volta a subire il fallo. Fortunato con palla tra i piedi va a giocarla corto sulla fascia sinistra del campo, la rimette dentro, anzi viene tutto dalla parte opposta per trovare il numero 4 Granzotto per Soncin che invita il suo compagno, il numero 7 Mazzon, ad andare a prendersi questa palla, però i due non si capiscono. Allora l'idea ci poteva stare, però poi il passaggio non è risultato molto buono e soprattutto mi pare che Mazzon non abbia tagliato come voleva Soncin. C'è il fallo adesso visto da parte di Granzotto, va a terra Pozzebon che si rialza, fortunatamente nessun problema per lui e allora può battere punizione la formazione di casa all'altezza della linea mediana del campo con Pellizzer che va a trovare Oudab, che ritorna la palla indietro a Rizzi che sventaglia tutto sulla fascia destra del campo, perfetta, viene a riprendersi, altrettanto bello il traversone, molto buono il traversone che è arrivato dalla fascia destra, poi invece non riesce ad andare avanti Favero che si blocca lì e allora Oudab che dà sostegno, Oudab che entra in area, il tiro, c'è il perfetto rinvio con il petto e braccia tese al corpo veramente per non dare adito di... Adesso sbaglia Baggio e poi travolge tutto, palla che l'arbitro dice che si può giocare, su questo non sono d'accordo, lì c'era il fallo e allora può spingere in avanti ancora Dell'Andrea, tutto indietro per Baggio, è costretto a ricominciare. Rizzi mette giù la palla, sventaglia ancora, sventagliata, prima perfetta sulla fascia sinistra, adesso altrettanto perfetta qui sulla fascia destra. Oudab si mette in proprio, 1 contro 1, Oudab dà la palla a Pellizzer, la mette dentro molto bene, tocca e c'è il gol della Godigese, molto bello anche in questo caso, si muove tutta la panchina di Mauro Conte che va ad abbracciare il giocatore che è andato veramente con una spizzata di testa all'indietro che ha beffato Noè, molto bello anche questo gol per il pareggio meritato della Godigese che è rientrata dagli spogliatoi con un altro spirito e lo si è visto subito. È un bel gol questo di Garbuglio, mi pare Garbuglio che abbia pareggiato i conti, Garbuglio, no? È Garbuglio che mette tutto in parità, una spizzata molto bella su un traversone altrettanto bene proveniente dalla fascia sinistra del campo e quindi molto bene, partita rimessa in gioco, partita in parità quando sono passati, e andiamo subito a controllare, pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, 7 minuti e 25 secondi, partita che adesso si potrà giocare e la Godigese la potrà giocare con un altro spirito immediatamente diverso da quello che era nel primo tempo. Noè.
palla che termina in calcio d'angolo. E Fortunato va a riprovarci. Un vento ancora più fastidioso qui in tribuna. Primo palo, il tocco incredibile, incredibile, più o meno la stessa fisionomia di gioco. Traversone in mezzo, c'è stata la spizzata, questa volta con il piede quasi di tacco, ha toccato il palo e il numero 5 mi pare non è arrivato alla deviazione e a tramutare in gol questo pallone. In questo caso è stato sfortunato il Sandonà e molto fortunato in questo caso la formazione di Mauro Conte, che tiene ancora tutti sul pareggio, quindi 1-1 ancora con questo tremore qui al comunale di Castello di Godego. Palla che ha danzato, e si fa proprio dire così, ha danzato sulla riga. Alcuni giocatori del Sandonà avevano alzato le braccia perché volevano la palla che aveva passato la riga, poi così non è stato, quantomeno l'arbitro non era di questo avviso. Palla che va sul fondo, nulla di fatto, non riesce a tenerla il giocatore della formazione di casa, Noè. Pronto al rinvio, va tutto sulla fascia, palla che termina fuori, un attimo di sbandamento da parte del Sandonà di Piave, un attimo di sbandamento dopo aver fallito, per così dire, la trasformazione di quel tap-in proprio in area. Bastava solo toccare la palla e probabilmente il rimbalzo sul palo ha tradito il giocatore del Sandonà. E adesso vediamo se c'è il primo cartellino di giornata. Mi pare di no, perché l'arbitro non ha proprio intenzione di ammonire, perché tra l'altro c'è è contrario, cioè c'è a terra un uomo del Sandonà, ma il fallo è stato fatto proprio dal Sandonà e quindi si riprenderà a giocare con una punizione a favore della Godigese. Si stanno spiegando i due capitani, Baggio e Fortunato. È l'autore del gol che è andato a terra. È l'autore del gol che è andato a terra. Si è rotta la maglietta di Pellizzer, mi pare. Adesso non so cosa dica il regolamento, se possono cambiare la maglia oppure se può giocare in questa maniera. Allora, giocare in questa maniera mi pare di aver capito che non può farlo, e allora adesso gli attaccano gli mettono un rattoppo, che tra l'altro è un rattoppo bianco e secondo me potrebbe ingannare. Ecco, quindi c'è il cambio della maglia. Attenzione al giocatore perché è uscito dal campo e quindi adesso per rientrare deve aspettare. Guadagna palla ancora il Sandonà, se ne va via molto bene in mezzo al campo con Crivaro ancora, a terra ancora, e eccolo il primo cartellino. Ecco il primo cartellino che va a punire Favero. Favero è il primo giocatore ed è anche l'unico per il momento. Allora, entra Pellizzer con maglia senza il numero però, quindi Pellizzer è quello che vedete e che vedrete senza numero, è appunto il giocatore della Godigese che va a riprendere la posizione.
c'è stato il primo cartellino giallo dopo i primi 45 minuti e dopo vediamo quanti minuti del secondo tempo, quindi 13, quindi sono dopo 58 minuti, quasi un'ora prima che il signor Tulì di Vicenza estraesse dalla sua saccoccia, per così dire, il primo cartellino giallo. Ha provato a tenerla in piedi e ci è riuscito fino adesso la partita senza cartellini. Adesso Favero è stato il primo a finire sul taccuino dell'arbitro. Pronto al rinvio Bisetto. Si libera Fortunato in mezzo al campo, poi un po' di indecisione. Attenzione adesso perché la partita mi pare che stia un po' andando, e quindi in questo caso l'arbitro vedrete che dovrà far ricorso a qualche cartellino in più. A terra un uomo della Godigese. Si rialza, fortunatamente nessun problema per il giocatore. Allora viene a rilanciare in avanti questo pallone che va in fallo laterale. Si stanno allenando e si stanno scaldando alcuni uomini del Sandonà, precisamente 5, ne ha preso uno a colloquio proprio Bisiol, e allora Soncin adesso che prova a ripartire, si ferma, non trova l'appoggio del compagno, non c'è nessuno, in due uomini arrivano, Pozzebon ci mette la gamba, non è fallo, adesso qui c'era fallo secondo me, ma l'arbitro ormai sta rischiando un pochino. Adesso la partita è diventata un pochino più cattiva, quindi deve stare attento. Viene in avanti dell'Andrea, poi si ferma, ritorna su Baggio che a sua volta va su Rizzi, poi tutto dalla parte opposta, e allora quello senza numero che vedete inquadrato adesso è Pellicer che spinge sulla fascia sinistra del campo, Pellicer che converge, non trova un compagno libero perché nessuno si fa vedere, sono tutti fermi, e dà la palla lì dove la posizione più sbagliata immaginabile possibile, però a discapito e a favore suo diciamo che non c'era nessun uomo che ha fatto manovra per andarsi a prendere questa palla, quindi l'ha buttata, però non aveva altra soluzione. Palla invece buttata via adesso per l'attacco della Godigese su Noè, che prende palla, il portiere del Sandonà parte dal basso con l'aiuto dei suoi difensori, ancora con Di Sopra e con Pasian, poi il lancio lungo per trovare Berardi, non lo trovano, arriva però a dare sostegno ancora una volta Fortunato per Berardi che viene fermato dai difensori del Godigese, tutto palla in avanti, palla che viene ridata ancora lì sulla fascia destra del campo dove cercava di andarsene Garbuio, l'autore del pareggio, e adesso c'è il primo cambio per la partita. Allora provano a mischiare le carte i due tecnici, esce il numero 10 del Sandonà, Scroccaro, che in effetti si è visto pochino, ed entra il numero 20 ed è il numero 20 Marco De Stefani, un classe 2002, quindi va a prendere posizione, esce dalla parte opposta del campo il numero 10, ovvero Scroccaro, che effettivamente non è mai entrato, non è mai riuscito ad entrare in partita quest'oggi, e quindi lascia il campo al numero 20 che è De Stefani, se non erro, sì, De Stefani Marco. Palla gettata fuori, si riprenderà, adesso bisognerà vedere insomma quale delle due squadre vorrà provarci più insistentemente, perché entrambe hanno motivazioni di rimanere lì nelle zone alte della classifica, quindi entrambe, attenzione ancora Soncin che si era forse appoggiato sulle spalle di Miniati, l'arbitro però ha lasciato andare anche in questo caso, i due sono vicini, Miniati e Soncin.
trascorsi, uno al Treviso, Soncin, e Miniati al Belluno. Palla che viene messa fuori, dell'Andrea che prova. Ecco la risposta di Mauro Conte. Ecco la risposta di Mauro Conte alla prima sostituzione del Sandonà. C'è anche la prima sostituzione della Godigese, anche in questo caso fuori il numero 10 Oudab per il numero 19 che è Gibril, e questo Gibril è quello che in questo campionato ha risolto parecchie volte la situazione in casa godigese. Quindi esce il numero 10 Oudab, che è stato anche lui un pochino farraginoso, un pochino. Adesso dà il 5 mister Conte, ha richiamato, ne ha approfittato per parlare anche con Garbuio nel frattempo, lo lascia rientrare in campo e allora la partita può rimettersi in gioco e rimettersi in moto. Ci sono stati quindi i primi due cambi da una parte e dall'altra. Viene dentro ancora, bisogna marcarlo però, attenzione, è bravo in questo caso il numero 7 Mazzon contro l'altro numero 7 Favero, che si è fatto imbrigliare, che si è fatto chiudere, e nulla di fatto per la Godigese. Peccato, perché aveva tanto spazio libero e tanta possibilità di puntare verso la porta di Noè. Non ci è riuscito, proprio per il fatto che il suo diretto avversario è riuscito a spingerlo sulla parte laterale del campo, e quindi nulla di fatto. Guadagna un calcio d'angolo però la formazione di Mauro Conte, ed è Miniati sul pallone. Groviglio di maglie bianco-celesti e blu in mezzo all'area di rigore. L'arbitro che osserva attentamente quello che succede in area. Miniati la batte sul secondo palo, c'è attento come di consueto Noè, la palla arriva su dell'Andrea, che ha provato a sventagliare ancora sulla fascia sinistra del campo, e allora riparte. Attenzione a Crivaro, deve tenere la palla, si appoggia sul difensore, non lo trova e allora prova a passare in mezzo. È bravo in questo caso, perché riesce a servire ancora il numero 7 Mazzon, che voleva ritornare da Crivaro. Palla persa per il Sandonà, che non è riuscito a concretizzare questa nuova ripartenza a cui ci ha abituato da sempre. Può manovrare ancora con Mazzon che cerca di girarsi, non c'è nessuna possibilità adesso di potersene andare, perché in effetti blocca tutto Favero, però commette fallo. E allora vediamo se si riprenderà con una punizione o una rimessa in gioco normale. Allora può giocare ancora con Berardi che va sul fondo. Non c'è nulla, dice l'arbitro, e allora si riprende con Bisetto pronto a rimettere in gioco il pallone. Giustamente Rizzi gli stava dicendo: beh, mettila dove vuoi, perché tanto stiamo aspettando. Ancora uomo a terra della Godigese. Allora Mauro Conte che sta parlando tanto per cambiare, con Fortunato, che oggi ha fatto un comizio. E l'arbitro dice: non è successo niente, avanti, prova a giocare e vediamo cosa succede. Intanto in mezzo al campo Rizzi e Fortunato a colloquio. Ha parlato per un'ora e mezza. Colpo di testa ancora, esce bene il Sandonà con questo pallone di Fortunato che non va a compimento. Dalla parte opposta fallo netto su Pozzebon. E allora il numero 4 di casa, ovvero Pinton, lascia sfogare un po' tutti, e Pinton è pronto al lancio in avanti. Pinton sceglie di andare da Baggio, che è tutto sulla fascia destra, tutto da solo, e allora forse sarà Baggio a sventagliare in mezzo. Sì, è lui con questa palla che arriva su Pozzebon, cerca di girarsi, la mette dentro. Adesso ancora Pinton, è buono questo traversone sull'arrivo di Gibril, che arriva un pochino tardi. Allora Noè è pronto al rinvio lunghissimo oltre la metà campo, palla che arriva dalle parti di Crivaro. Adesso va per le terre Crivaro, ma in questo caso voleva un po' troppo, non c'è nulla. Pozzebon la mette a terra elegantemente
e c'è la ammonizione per il numero 4 Granzotto, giusta, meritata. È stata una partita che per il momento, vi dicevo, pochi sono stati i cartellini perché nel primo tempo ha arbitrato senza l'ausilio di cartellini gialli. Adesso ha capito anche l'arbitro che la partita si è incattivita leggermente e quindi per evitare spiacevoli disguidi, come si suol dire, qualche cartellino ci sta bene. Pinton, tutto dalla parte di Baggio. Baggio che la mette a terra, guarda in area, poi non va al cross e allora va ancora sulla fascia. Torna indietro però, torna indietro la Godigese perché non riesce a trovare il buco giusto. Prova Pinton a sventagliare, Soncin la devia e allora c'è un guadagnato calcio d'angolo per la formazione di casa con il solito Miniati che va alla battuta. Miniati alla battuta, si avvicina anche Pinton, parlottano i due, vediamo che cosa succede. E allora vediamo chi dei due batterà, se Miniati oppure Pinton. C'è la solita finta come hanno fatto eccolo qua, e allora è Miniati che la mette dentro, secondo palo, è buona, poi non riesce la deviazione altrettanto bene e allora Rizzi la riconquista, la mette ancora bene per Favero che la butta dentro nella mischia. C'è Baggio che si accorge forse troppo tardi che la palla era anche buona per provare ad andare ad impensierire la difesa e allora riparte il Sannonà. Attenzione con l'esterno di Fortunato che va per le terre e guadagna la punizione. Guadagna punizione. Sannonà che con il suo capitano ha provato subito a ripartire dopo il tentativo della Godigese di poco fa. 25 minuti di gioco, 25-46, ne mancano 20 più eventuale recupero che ci sarà sicuramente e quindi si può continuare a giocare con Fortunato che alza il braccio chiamando lo schema. Groviglio di uomini, allora Fortunato dice vado sulla destra per Mazzon. Il tentativo aveva visto bene Mazzon, il Crivaro che aveva tagliato il campo, però non è riuscito a prendere il traversone e quindi palla che termina sul fondo. Può giocarla con estrema tranquillità il portiere Bisetto della compagine del Sannonà. Oltre la metà campo il colpo di testa vincente del Sannonà, la pesca Miniati, poi subito Soncin a chiudere. È un Soncin che ha fatto qualcosa in più del primo tempo, però come avevo detto prima, forse lo si è visto poco nella proposizione offensiva e molto in quella difensiva. Ha dato sicuramente una gran mano alla sua squadra. Buono il colpo di testa ancora, viene a raccogliersi palla il Sannonà, vedete Sannonà che non molla mai e allora con il numero 20 appena entrato De Stefani che va a sostegno su Mazzon e invece viene anticipato da Pellizzer, l'uomo senza maglia, l'uomo senza numero meglio dire, non senza maglia, e allora dalla parte opposta prova a pensarci Favero di mettersi in proprio. Favero mette dentro questa palla ma non arriva su Gibril e allora riconquista il Sannonà il pallone con De Stefani ancora che è appena entrato e dà fiato da spendere, viene bloccato in mezzo al campo, si arrabbia Pozzebon perché secondo lui non c'era il fallo ma invece c'era e come. Fortunato che mette giù palla e sventaglia in avanti alla ricerca di Crivaro che viene anticipato da Pellizzer con un colpo di testa. Crivaro l'autore del gol, Crivaro e Garbuglio sono i due autori dei gol che mettono in parità la situazione per il momento. Tutti e due i tecnici, primo e secondo della panchina del Sannonà davanti alla propria panchina, mentre Mauro Conte, braccia conserte, sta guardando la partita davanti alla sua panchina anche lui. E allora bravo Pellizzer, riparte Pellizzer, prova a mettersi in proprio, si mette in mezzo Fortunato che non commette fallo, adesso va per le terre Fortunato ma anche in questo caso non c'è il fallo e allora dalla parte opposta viene dentro, voleva un tocco di mano, non so cosa pretendesse e allora tutto di là. Il colpo
Mamma mia, un ottimo tiro questo per quanto riguarda l'attaccante del Sandonà, mi pare proprio Crivaro, in ottima giornata Crivaro sicuramente. Fortunato dalla bandierina per lo solito schema, 2 braccia alzate, quindi vuol dire palla sul primo palo, il tentativo di colpo di testa tra l'altro riuscito, ma la palla sorvola alta la traversa, quindi nulla di fatto quando il minutaggio ci porta ad essere al 29esimo minuto di gioco, quasi mezz'ora qui al Comunale di Castello di Godego, con il risultato di 1-1. Il gol di Crivaro nel primo tempo e poi pareggio al 7° minuto di gioco del secondo tempo di Garbuio per quanto riguarda la formazione di casa. Risultato per il momento che secondo me è giusto, insomma un pareggio per il momento che è giusto, di una bella partita che ha fatto vedere belle cose da una parte e dall'altra, giocata aperta, a viso aperto da entrambe le squadre, quindi ben venga questo risultato e vediamo quello che succederà da qui alla fine, visto che mancano circa una quindicina di minuti più eventuale recupero. Spinge Baggio, va tutto sulla destra, ancora Baggio potrebbe prendersela, prende Gibril, niente da fare, esce, palla però che viene conquistata dal Sandonà di Piave perché c'è un fallo, dice l'arbitro che ferma il gioco e quindi nulla di fatto. È pronto Noè al rinvio, il portiere del Sandonà pronto al rinvio lungo, va a vuoto Rizzi, forse spinto da Tergo, da Crivaro, l'arbitro non è di questo avviso, lascia correre, lascia andare di sopra, il colpo di testa è in fallo laterale, nulla di fatto, palla che viene ripresa da Baggio, è pronta per essere giocata. Adesso comincia anche ad affiorare un po' di stanchezza tra le fila delle due formazioni che non si sono risparmiate sicuramente. È stata una bella partita sotto il profilo fisico e in questo caso atletico, diciamo così, perché nessuna delle due squadre si è tirata mai indietro. In avanti ancora la formazione di casa con Gibril, attenzione a Gibril perché è molto pericoloso, poi non si capisce con il numero 7 Favero, palla che termina sul fondo, purtroppo a occasione persa, occasione buttata via da parte della compagine di casa che non riesce a concretizzare, e allora viene in avanti ancora il Sandonà che non molla, e continua a spingere, lo ha fatto per tutta la gara e lo sta facendo anche in questi minuti del secondo tempo, butta in avanti oltre la metà campo con il tentativo di colpo di testa di De Stefani che si appoggia sul suo uomo, commette fallo. Uomo a terra del Sandonà, del Godigese, fortunatamente nulla di fatto e si rialza Favero, tutto bene. Pellizzer, Garbuio si è avvicinato chiedendo a Pellizzer il lancio lungo perché lascia davanti Pozzebon e Gibril e quindi si è arretrato un pochino Garbuio a fare il classico trequartista, lasciando davanti appunto Pozzebon e Gibril. Vedremo che cosa può nascere da questa nuova sistemazione provata e centrata da Mauro Conte, il tecnico della formazione di casa. 1-1 il risultato qui al Comunale di Castello di Godego, dove la situazione è ritornata in parità dal 7° minuto del secondo tempo, dopo che c'era stato il vantaggio nel primo tempo della formazione del Sandonà. Pozzebon, anzi era Garbuio che cercava di controllare il pallone, poi si mette contro Fortunato, poi la palla arriva lunga su Crivaro. Decisamente in buona giornata Crivaro quest'oggi, abbiamo visto lottare su ogni pallone, dopo il gol che ha fatto nel primo tempo ha veramente lottato su ogni pallone
e ha dato grande spessore lì davanti. Mauro Conte prova a mescolare le carte ancora, seconda sostituzione, arriva la seconda sostituzione in casa godigese e allora vediamo chi esce. Esce il numero 11 Garbuio, l'autore del gol, entra il numero 18, allora entra Pilotto, fuori Garbuio, l'autore del pareggio per la formazione di casa. Garbuio è un altro giocatore che ha dato veramente tanto quest'oggi, ha corso, si è impegnato oltre al gol del pari, cosa importante. E allora in avanti, buttata la palla, Pinton. Buttano ancora dentro. Sandonà che tiene il pallone. Granzotto, il colpo di testa di Soncin arretrando. Palla che esce. Penso che avesse controllato Bisetto la traiettoria del pallone, perché Soncin aveva colpito arretrando, andando indietro, quindi con estrema difficoltà a girarla verso la porta. In effetti non c'è riuscito. Ancora Pinton che tiene palla in mezzo al campo e la gira bene dalla parte opposta, e allora cerca di rialzarsi un giocatore del Sandonà ed era rimasto a terra Berardi. Attenzione a Gibril che invita a pescare ancora Gibril, niente da fare, palla che termina fuori su Miniati che la lascia terminare in fallo laterale. Può giocarla con la compagine di casa, con Baggio, con le mani Baggio. Attenzione, entra in area, il tentativo di andare al tiro, poi c'è un nulla di fatto, dice l'arbitro, che è sempre vicino alle azioni, lo dobbiamo dire. Adesso c'è il fallo di De Stefani e allora la godigese guadagna una punizione quasi dal limite dell'area. Bisogna dire che questo arbitro è sempre vicino all'azione di gioco ed è sempre vicino. Anche in questo caso in mezzo all'area era andato per le terre un giocatore, ha fatto subito segno che non era successo nulla, poi invece ha visto il fallo dalla parte opposta e ha fischiato. C'è Miniati sul pallone, in sua compagnia c'è Pinton, l'abbiamo già visto questa formula, vediamo chi dei due salta davanti al pallone e invece lascia battere l'altro. È Miniati, ecco sì, è Miniati che la mette dentro, secondo palo, ed è bravo Noè. È bravo Noè che subisce anche il fallo. Bravo Noè che di pugno aveva sventato questo pericolo messo dentro in area da parte di Miniati. Palla ancora lunga per cercare il solito Crivaro. Esce Bisetto dai pali, attenzione, deve ritornare dentro, va a riprendersi con un rimbalzo questo pallone, poi fa correre Baggio. Baggio alza la testa, vede Gibril, lo pesca molto bene, bisogna andarla a prendere però sta palla e allora la prende adesso Gibril che poi punta l'uomo 1 contro 1, va dentro in area, va per le terre, ma l'arbitro ancora continua a dire che non c'è assolutamente nulla e forse anche in questo caso ha ragione lui. Riprende De Stefani a metà campo, adesso le due squadre si sono spaccate, vedete come dicevo prima la stanchezza si fa sentire, squadre allungate, allungatissime in questo caso perché c'è un buco, c'è una voragine tra il centrocampo e la difesa della godigese, idem anche dalla parte opposta. Forse il Sandonà riesce a tenere un po'
Attenzione Gibril che stava per anticipare Noè, che però di pugno mette fuori. Conquista palla ancora a centrocampo il San Donà. È sicuramente, e lo potrete confermare anche con le visualizzazioni che stiamo avendo, è una bella partita che stiamo vivendo qui dal Comunale di Castello di Godego e che state vivendo da casa vostra guardando streamingsport.it. Si alza la bandierina del guardialine e allora Pellizzer non si è tirato indietro, adesso ha detto ti faccio sentire io come si entra e gli ha fatto un bel servizio su Crivaro, visto che non c'era nulla da temere. Cambio per la Godigese, terza mossa di Mauro Conte che butta nella mischia al posto di Pozzebon, butta il numero 16 Donà. E allora fuori Pozzebon, dentro Donà, e va a prendere suggerimenti il numero 18 Pilotto, che è andato a chiedere al suo mister dove sarebbe andato a piazzarsi. Allora Pilotto lì davanti con Gibril, poco più dietro il trequartista, e questa volta appunto vediamo come si sistema in maniera diversa. Poi sulle due fasce ancora gli uomini sono, attenzione, con il tentativo di ripartenza non riuscito, poi arriva Pinton che blocca tutto, ferma tutto, mette in fallo laterale, non si discute, palla che va fuori e quindi si può giocare ancora con le mani da parte della formazione del San Donà di Piave. In avanti, buttata la palla, riconquistata da De Stefani, ancora De Stefani in mezzo, attenzione, va a complicarsi la vita. 39esimo minuto di gioco, quasi 40 adesso, mancano 5 minuti al termine più eventuale recupero. L'arbitro fischia, ferma il gioco, ci sono un po' di scaramucce in mezzo all'area di rigore. Berardi che se la prende con un giocatore con Dell'Andrea, mi pare, quindi allontanati i due anche con l'ausilio del portiere Bisetto che ha allontanato i giocatori. È chiaro che insomma un po' di nervosismo ci sia, partita che riveste notevole importanza, partita che naturalmente ha un significato per entrambe, lo dicevamo all'inizio della nostra telecronaca, per entrambe le squadre ha una enorme, importante valenza il risultato che ne uscirà, perché Godigese in prima posizione e poi a inseguire il terzo, quarto posto appunto il San Donà di Piave, che comunque oggi anche qui ha dimostrato che questo è un bel San Donà, niente da dire. La Godigese ha giocato con padronanza di campo nel primo tempo, dove però non è riuscita a concretizzare. Hanno preso il gol, ha dovuto soffrire un attimino. Attenzione, seguiamo questa azione un po' concitata, c'è un uomo a terra in mezzo all'area e l'arbitro giustamente ferma tutto e dice che si riprenderà a giocare. Due uomini della Godigese fermi in mezzo all'area a terra, e quindi prima di tutto andiamo a vedere che cosa si sono fatti. Ci auguriamo nulla. Ecco, infatti si rialza Miniati. E poi l'arbitro aiuta ad alzarsi anche a Pellizzer. E allora è pronto per il rinvio Bisetto. Pronto per il rinvio Bisetto quando ci sono da giocare, vi dicevo in precedenza, 5 minuti più il recupero che verrà assegnato. Sono adesso 42 minuti di gioco con 3 o 4 cambi che sono stati effettuati. Avremo altri 3 o 4 minuti da recuperare, quindi al momento in cui ci sarà il recupero io scenderò nel tunnel per andare negli spogliatoi e riportare poi ai nostri microfoni i due tecnici a fine partita. E l'arbitro chiaramente si è fatto capire, ha detto tanto segno tutto e fischio e recupero tutto quello che c'è da recuperare. È un arbitro che non si è fatto veramente mancare nulla e si è fatto ascoltare. Attenzione, De Stefani che perde palla, la guadagna Miniati, tutto dalla parte di Baggio che allora cerca di mettere ordine, va su Dell'Andrea che prova a puntare, sbaglia Dell'Andrea, è un po' stanco, squadre allargate, riprende la palla, ancora Dell'Andrea, subisce il fallo da parte di Soncin e allora mani nei capelli
per Soncin. Può giocare ancora la formazione di Castello di Godego, e allora c'è la dirigenza, l'uomo che è indicato per alzare la lavagnetta per segnare il tempo da recuperare, che mi pare abbia già chiesto alla guardialine quanti minuti ci sono di recupero. Intanto il San Donà provvede ad un'altra sostituzione dentro il numero 18 Martini ed esce il numero 11 Crivaro. È un Crivaro che ha dato tanto, ma secondo me, a parte che sta zoppicando ed esce per quello, ma forse anche perché l'ha visto un pochino nervosetto, un po' troppo, e quindi onde evitare spiacevoli disguidi, come dicevamo in precedenza, fuori Crivaro, che oggi veramente ha dato tantissimo alla San Donà e ha fatto una bellissima prova. Dentro quindi Martini al posto di Crivaro. Siamo pronti per seguire questa sventagliata di Baggio dalla parte destra del campo. Nulla di fatto invece, perché va su Rizzi, e allora sventaglia Rizzi, che va a trovare il numero 16 appena entrato, lo mette a terra molto bene la sfera, prova l'1 contro 1, va al tentativo di cross bloccato dal suo diretto avversario, nulla di fatto, e allora si riprende a giocare con una rimessa in gioco con le mani, e vediamo se sarà una rimessa in gioco con le mani lunga oppure ha trovato un compagno al suo fianco, ci prova a metterla dentro, viene bloccato, tarpato, fermato lì, nulla di fatto. E allora adesso vediamo quanti minuti dà il signor Taui di Vicenza, e poi io 4 minuti come avevo detto. Vabbè, allora 4 minuti, si giocherà fino al 49esimo minuto di gioco nel secondo tempo, e allora siamo pronti per scendere appunto negli spogliatoi, andare a raggiungere, poi a sentire il parere, le opinioni dei due mister dopo questa battaglia assoluta, perché è stata veramente una bella gara, una bella battaglia, ed è un risultato questo 1-1 che alla fine vediamo che cosa nasce da questo calcio d'angolo. Intanto è un calcio d'angolo che la formazione di casa si batte con Miniati, secondo palo ancora, Noè la fa sua, e allora io scendo negli spogliatoi e quindi sentirete un po' un buco.
di Godolo, dove la partita è terminata 1-1, un pareggio, un risultato appunto che vediamo se soddisferà i due tecnici oppure no, e vediamo naturalmente. Vediamo se abbiamo subito Mauro Conte oppure Bisiol. Alessandro, vediamo se riusciamo ad incrociare i due tecnici. Siamo in complimenti anche agli arbitri, perché bene. E quindi vediamo se c'è Bisiol qui che arriva ai nostri microfoni. E allora, ci eravamo lasciati a Pieve di Soligo, dove ti dicevo, mi piacerebbe vedere quel Sandonà. Oggi mi siete notevolmente piaciuti. Sì ragazzi, oggi ha fatto una gran partita, meritavamo di più, viste ai punti, che purtroppo le partite ai punti non si vincono. Abbiamo preso un palo, un paio di occasioni, anche l'angolo che è uscita, poi abbiamo fatto gol, insomma c'è stato un po' di sfortuna perché i ragazzi meritavano nettamente di più, anche a livello di gioco. Insomma abbiamo fatto una gran partita, hanno fatto una gran partita. È stata una gran battaglia anche, sì, perché... Sì, una gran battaglia, soprattutto nervosa, perché l'avevamo preparata bene tutta la settimana che caricavo i ragazzi, però obiettivamente meritavano di più, Adesso testa bassa e pensiamo alle prossime, dai. Hai detto giusto, l'avevate preparata bene, perché sia sulle fasce li avete bloccati completamente. Sì, no, l'idea era un po' quella, poi di andare dentro anche sui duelli, però così, è andata così. Bocca al lupo. Bene. Grazie a Bisiol. E abbiamo Mauro Conte qui con noi, che immagino non sarai tanto contento. Sono molto contento. Oh, meno male. No, dicevo, allora non sarai molto contento perché forse l'avresti voluta magari diversa. No, sapevamo che era una partita difficile. Abbiamo preso gol sull'unico tiro in porta che hanno fatto il primo tempo, dopo aver fatto una partita molto ordinata, e queste partite le perdi quando prendi gol. Chi fa gol per primo di solito ha buone probabilità di portarla a casa, e invece siamo stati bravi con la voglia a riprenderla. Abbiamo rischiato qualcosina alla fine, però è una partita che mi tengo stretta. Buon risultato e ci siamo. Ma è un po' la tua filosofia questa, no? Che magari qualche volta dici meglio giocare anche così o non tanto bene, però prendiamoci questo risultato che è utile, perché poi in casa avete dimostrato che insomma la squadra c'è. No, la squadra c'è, la squadra non è lì per caso, è lì per un grande lavoro che fanno sti ragazzi settimanalmente. A volte ci riesce di giocare meglio, oggi non abbiamo giocato benissimo noi ma neanche loro. È stata una partita contratta, come è normale, perché la posta in palio comincia a essere alta. Ed è una gran battaglia, dicevo a Biasol, loro l'avevano studiata, mi hanno detto che l'aveva studiata tutta la settimana, e in effetti si è visto, le fasce te le avevano bloccate. Sì, ma noi non abbiamo solo quello. No. È stata una partita bloccata, loro il primo tempo, l'unico tiro che hanno trovato, hanno fatto gol. Noi abbiamo avuto tanti angoli, non siamo stati pericolosi, loro ne hanno avuti uno, hanno preso un palo, cioè sono stati più bravi di noi nella finalizzazione, però la partita è equilibrata, è giusto il pari. Chiudiamo con una curiosità, perché ho visto che nel primo, tra l'intervallo, sei uscito prima della squadra, gli hai lasciati macerare lì, ho detto ragazzi pensateci a quello che dovete fare? No, o è una tua caratteristica? Lo faccio sempre perché quello che ho da dire mi bastano 3 minuti e poi tra di loro si scornano dentro e quello fa bene. Ciao Mauro, grazie, in bocca al lupo e buona continuazione naturalmente per il campionato. Lasciamo Mauro Conte che ci lascia, va negli spogliatoi naturalmente adesso a complimentarsi con i suoi, saluta il pubblico, e noi abbiamo chiuso da Castello di Godego con questo pari 1-1 tra Godigese e Sandonà, una bella partita sicuramente. Linea allo studio.